I carabinieri tracciano un bilancio di fine anno, conferenza stampa al comando provinciale di Agrigento. Ingerisce bicchiere con del detersivo, muore 73enne dopo 2 settimane di agonia. È ritenuto responsabile di aver posizionato un ordigno esplosivo a Genova che non è scoppiato solo per un malfunzionamento, l'anarchico 49enne origini agrigentine. La testata online compie 10 anni e spegnerà le candeline con un momento conviviale domani pomeriggio al Circolo Empedocleo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. I carabinieri hanno tracciato un consuntivo di fine anno delle attività svolte in occasione di una conferenza al comando provinciale di Agrigento. I particolari con il nostro direttore Arturo Cantella. Comandante, un bilancio positivo questo 2019? Il bilancio di questo 2019 è sicuramente soddisfacente, ma ci deve ovviamente spingere a fare sempre di meglio. Il dato che forse più ci conforta è la nostra continua presenza su tutto il territorio provinciale. Nei 45 presidi in cui noi riusciamo ad essere presenti in tutta la provincia, i carabinieri in uniforme e in borghese hanno presidiato tutti i giorni l'intera provincia. Sono state oltre 120.000 ore quelle di pattuglia svolte, come sono state 70.000 le persone circa controllate, 60.000 i veicoli controllati, il che significa un'attività di monitoraggio costante che si è tradotta sia in una forma preventiva, ma anche in una forma di repressione dei reati, consistenti principalmente in circa 700 arresti che sono stati compiuti, per la maggior parte in flagranza di reato. Abbiamo notato una diminuzione della incidenza degli indici di delittuosità delle principali forme di reato, diciamo più caratteristiche di questo territorio, quali per esempio anche gli atti incendiari, il che significa che quindi l'attività preventiva e repressiva porta i suoi risultati. I filoni che sono stati affrontati dai carabinieri territoriali unitamente a tutti i reparti speciali sono molteplici, dall'attenzione all'ambiente con la lotta all'abbandono illecito di rifiuti o alle discariche abusive, quindi sequestro di tonnellate e tonnellate di rifiuti, a quello che è l'abusivismo edilizio, ma anche alla tutela della salute pubblica, al controllo della filiera alimentare, quindi eclatanti sono stati alcuni risultati recentemente conseguiti, per poi passare alla lotta alla droga, al contrasto quindi delle sostanze stupefacenti, molto spesso con operazioni condotte anche nei pressi delle scuole oppure nei centri urbani dove la movida ha il suo svolgimento. E a proposito di questo ultimo filone, è stata appunto importante anche l'attenzione dell'Arma per cercare di dare una regolarizzazione anche a questo tipo di modalità di svolgimento appunto della vita cittadina, il che ha portato quindi anche questo a degli importanti risultati. Quindi si tratta di un'attività a tutto tondo che siamo contenti di svolgere a favore della comunità della provincia di Agrigento e che poi ci riproponiamo ovviamente di svolgere per il futuro. Non ce l'ha fatta Giuseppe Lauricella, 73enne pensionato agrigentino che da una decina di giorni si trova ricoverato all'ospedale Garibaldi di Catania dopo aver ingerito un bicchiere che conteneva detersivo per i piatti scambiato per un semplice bicchiere d'acqua. Lauricella era stato ricoverato quasi 2 settimane addietro all'ospedale di Agrigento dopo aver accusato un forte malore in seguito a quello che sembrava essere una tragedia domestica. Si chiama Giuseppe Bruna, è di Agrigento, l'anarchico 49enne arrestato stamani dai carabinieri del ROS su richiesta del gruppo antiterrorismo della procura torinese, ritenuto responsabile di aver posizionato un ordigno esplosivo nei pressi dell'ufficio postale di via Gaetano Colombo 12 a Genova. L'accusa è fabbricazione e porto di ordigno esplosivo. L'ordigno era stato collocato nella notte dell'8 giugno 2016 da 2 individui vestiti di scuro ed era composto da una tanica di plastica di 5 litri riempita di liquido infiammabile, timer artigianale e una sveglia analogica con una sola lancetta.
L'ordigno non esplose solo a causa di un malfunzionamento. Giuseppe Bruna, secondo gli inquirenti, voleva far esplodere un bancomat per colpire le poste accusate di collaborare alla macchina delle espulsioni con la compagnia aerea Mistral Air utilizzata per il rimpatrio degli immigrati clandestini, ma è stato tradito da un guanto abbandonato di fronte all'ufficio postale di via Genova. Giuseppe Bruno, originario di Agrigento, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Pavia, dove è recluso dallo scorso maggio per i plichi esplosivi inviati a 2 magistrati torinesi impegnati nella lotta agli anarchici e al direttore del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Risiedeva a Ferrara dopo una temporanea permanenza a Genova, dove lavorava come infermiere in una casa di riposo per anziani. È stato convalidato l'arresto di Antonino Vecchio, 59 anni, di Raffadali. L'uomo, secondo quanto fatto sapere dal giudice, avrebbe durante l'interrogatorio dato una versione dei fatti del tutto inverosimile, limitandosi a negare i fatti che gli venivano contestati. Antonino Vecchio dovrà scontare la misura cautelare della custodia in carcere. Sussistono a carico dell'arrestato gravi indizi di colpevolezza, scrive nella sua sentenza il giudice. Nel dettaglio, i carabinieri hanno sequestrato più di 300 kg di alimenti in pessimo stato di conservazione, formaggi e carne principalmente. Elevate sanzioni amministrative per ben 65.000 euro. La procura di Agrigento indagava per droga, trovato anche un lavoratore straniero tenuto in condizioni di assoggettamento e sfruttamento del lavoro. L'uomo, secondo quanto fatto sapere dal giudice, sarebbe stato arrestato in flagranza. Il PM Gloria Andreoli ha chiesto e ottenuto a carico dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari e per sfruttamento illecito del lavoro, misura che è stata eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento. Resta in carcere Antonello Nicosia, esponente dei Radicali, arrestato per associazione mafiosa insieme al boss di Sciacca Curzio Di Mino. Lo ha deciso il Tribunale del riesame rigettando l'istanza di scarcerazione presentata dai suoi legali. Carcere confermato anche per il capomafia. L'esponente radicale è accusato di aver progettato estorsioni e omicidi insieme al boss e di essersi introdotto nelle carceri ed aver incontrato mafiosi detenuti grazie al suo ruolo di assistente parlamentare della deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. La parlamentare recentemente è finita nel registro degli indagati con l'accusa di falso perché avrebbe dichiarato che Nicosia era un suo collaboratore prima di formalizzare i rapporti di lavoro. Le prime 3 ispezioni negli istituti di pena effettuati dalla deputata e dal radicale insieme sarebbero avvenuti in violazione della legge. Estorsione ed usura, ricorso da parte dei fratelli Maira di Canicattì. C'è il servizio. Ricorso al Tribunale del riesame di Palermo da parte dell'avvocato Giovanni Salvaggio per i fratelli canicattinesi Antonio e Giuseppe Maira, di 69 e 63 anni, accusati di usura ed estorsione aggravata in concorso. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, pur non ritenendo comprovate e fondate le motivazioni del fermo, non vi sarebbe, secondo il magistrato, pericolo di fuga, ha applicato gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per Antonio Maira e la custodia in carcere per il fratello minore Giuseppe. Per il GIP invece sarebbero sussistenti sia il rischio di reiterazione del reato che quello di intimidazione e estorsione nei confronti delle 3 vittime accertate. L'avvocato Giovanni Salvaggio, difensore dei fratelli Maira, insisterà sulla insussistenza del rischio di reiterazione dei reati, così come sulla infondatezza del quadro accusatorio, definendolo esagerato. I fratelli Maira, anche nel corso dell'interrogatorio davanti al GIP alla presenza del pubblico ministero Elenia Manno, hanno smentito di avere prestato soldi ad usura e di avere fatto pressioni nei confronti delle presunte vittime, che hanno però ammesso di conoscere o per vincoli familiari e rapporti di lavoro o perché titolari di avviate attività artigianali. Nell'aula magna dell'Istituto Ipia Fermi era calmuto un incontro dibattito sul tema del disagio giovanile alla presenza del cardinale arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro. Vediamo.
Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Sono giovani e laureati, nuovi emigrati che lasciano il meridione per cercare un'occupazione più congeniale alle competenze acquisite o un reddito adeguato verso il centro-nord o l'estero. Lello Casesa. Sono 816.000 gli italiani che si sono trasferiti all'estero negli ultimi 10 anni. Di questi più del 73% ha un'età superiore ai 25 anni, 3 su 4 hanno un livello di istruzione medio-alto. Lo riferisce il report sull'immigrazione dell'Istat, pubblicato dall'ANSA, in cui si evidenzia anche il calo degli immigrati nel nostro paese nel 2018, pari al meno 17%. Ci si continua a spostare alla ricerca di un lavoro dal sud verso il settentrione e verso il centro Italia ed il fenomeno è in lieve aumento. Sicilia e Campania sono le regioni maggiormente colpite da questo fenomeno, perdono infatti oltre 8.500 residenti laureati, età media 25 anni. La Lombardia sembra assurda la regione da cui emigrano più italiani, seguita da Veneto e Sicilia, Lazio e Piemonte. Le province più attrattive sono Bologna, Trieste, Pordenone e Modena. Le province che perdono più residenti sono invece Caltanissetta, Crotone, Reggio Calabria ed Enna. Il Regno Unito continua ad accogliere la maggioranza degli italiani emigrati all'estero, seguita da Germania, Francia, Svizzera e Spagna. Tra i paesi extraeuropei le principali mete di destinazione sono il Brasile, gli Stati Uniti, l'Australia ed il Canada. I flussi negli ultimi 10 anni verso i principali paesi europei sono aumentati considerevolmente. Nel caso del Regno Unito sono più che quadruplicati, passando da poco più di 5.000 espatri nel 2019 e 21.000 nel 2018, con un picco di 25.000 espatri, in corrispondenza del voto sulla Brexit, cioè le risoluzioni per i negoziati di uscita del Paese dall'Unione Europea. In questa occasione molti dei cittadini italiani già presenti nel territorio britannico ma non registrati hanno ufficializzato la loro posizione trasferendo la residenza nel Regno Unito. La principale motivazione legata al fattore dell'emigrazione è da un lato la difficoltà a trovare un lavoro, soprattutto per i giovani e le donne, ed anche verosimilmente al mutato atteggiamento dei giovani di vivere in un altro paese. Questo accade per le generazioni nate e cresciute in epoca di globalizzazione che induce giovani più qualificati a investire con maggiore facilità il proprio talento nei paesi esteri in cui sono maggiori le opportunità di carriera e di retribuzione. Milano conferma la sua leadership e vince per il secondo anno consecutivo la Qualità della Vita 2019. La graduatoria del Sole 24 Ore è giunta alla 30ª edizione pubblicata sul quotidiano e sul sito. L'ultima classificata quest'anno è Caltanissetta. La provincia di Agrigento si piazza nella classifica generale al 102esimo posto su 107. Da segnalare il balzo in avanti nella categoria giustizia e sicurezza, dove risulta essere tra le prime 16 in Italia. Si è concluso il progetto Just in Time, un percorso voluto da Acquarinto per parlare e studiare le vulnerabilità psicosociali dei minori non accompagnati che vengono accolti dal territorio agrigentino. C'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Oggi la conclusione di un progetto Minori stranieri vulnerabili, strategia di presa in carico. Il vostro ruolo in questo contesto? Io sono il presidente dell'Ordine regionale degli assistenti sociali. I minori stranieri non accompagnati, per una serie di tradizioni che io ho lavorato pure al Comune di Agrigento, anche per i minori non accompagnati, è un fatto importantissimo e questo rappresenta il discorso dell'integrazione. Dopo certi momenti politici negativi è opportuno che dobbiamo sapere che quelli sono delle persone, sono dei nostri fratelli, delle nostre persone che hanno la necessità di non solo, ma anche di integrare questa realtà sociale. E comprendiamo una cosa, anche il discorso è passando da palo in frasca, noi abbiamo una diminuzione di nascite terribile, noi tra 30 anni la nostra Sicilia sarà in parte vuota, loro saranno coloro i quali potranno anche cambiare la realtà di questa Sicilia. E quando noi avremo fatto questo, avremo fatto una cosa per noi stessi e anche per la stessa terra di Sicilia. Si conclude l'esperienza del progetto Just in Time, è un momento di riflessione, di raccolta di quelli che sono stati i prodotti che abbiamo realizzato e anche di riflessione su quello che è stato il periodo trascorso insieme a questa iniziativa, un periodo contraddistinto da decisioni pesanti che hanno visto un calo notevole degli arrivi
positivi, ma ciò non di meno comunque è stato utile applicare e affrontare con sinergia le problematiche che gli sbarchi sempre portano con sé. Chiaramente in un periodo non di emergenza, non di stravolgimenti, in cui si è potuto fare rete e si è potuto anche riflettere su quelle che sono le modalità operative più idonee per affrontare questa tematica delicata. Abbiamo partecipato al progetto Just in Time dell'Aquarinto, è stata una collaborazione efficace e molto importante di intervento psicosociale sui nostri studenti, una platea studentesca particolare, speciale la chiamerei io, perché si tratta di ragazzi migranti, minori non accompagnati, che chiaramente hanno un vissuto particolare, spesso drammatico e tragico. Quindi abbiamo condiviso con l'Aquarinto questa corresponsabilità di formazione e di inclusione, integrazione sociale per questi ragazzi, perché l'istruzione secondo noi non è soltanto, è soprattutto educazione, quindi è un valore formativo, un valore trasformativo per l'individuo che non deve beneficiare solo l'individuo, ma deve diventare un capitale sociale molto importante, proprio come spirito di integrazione per questi ragazzi. La Corte dei Conti accerta un disavanzo regionale da 1 miliardo e 100 milioni per il 2019. Vediamo. Le risorse a disposizione del governo regionale per l'amministrazione dell'isola è davvero assurdo. Infatti, se si guarda la parte della relazione della Corte dei Conti sul rendiconto 2018, si mettono in evidenza responsabilità dello Stato nell'erogare risorse insufficienti. Le entrate totali in un anno, infatti, sono pari a 20,3 miliardi, 7,3 sono destinate alla sanità e circa 2 servono per assicurare i livelli essenziali di assistenza del settore. Per tutte le altre funzioni rimangono così solo 10 miliardi. Quindi le risorse, dice la Corte dei Conti, non appaiono per nulla sufficienti a fornire copertura finanziaria al complesso quadro di oneri di spesa rigidi, né consentono manovre di politica fiscale o economica finalizzate al rilancio dei settori di attività produttive. Per la magistratura contabile l'attuale ripartizione delle risorse fra Roma e Palermo è inadeguata quindi. Il sistema di attribuzione delle entrate regolato dall'accordo del 2016 non ha portato risorse aggiuntive alla Regione, in quanto ha provveduto semplicemente a riequilibrare l'attribuzione del gettito di una parte delle entrate, IRPEF e IVA, che nel corso degli anni era stato eroso dall'introduzione di varie leggi. Ma la Regione potrebbe fare di più sul fronte delle entrate, come incrementare la spesa delle risorse per investimenti, puntando, si legge nella relazione, su un'organizzazione degli uffici e dei sistemi di gestione della spesa comunitaria, in cronico ritardo rispetto alla programmazione, con conseguente mancato introito in termini di entrata di fondi extraregionali. Poi ci sono gli interventi che possono far crescere le entrate nei settori strategici, i beni culturali, il turismo, il territorio e le entrate della concessione energetica e ambientali. L'autovelox collocato all'altezza del bivio Tumarrano sulla statale 189 Palermo-Agrigento nel 2019 ha elevato oltre 23.000 multe, in media 66 al giorno, dati comunque in linea con quelli dello scorso anno, quando le sanzioni erano state addirittura 2.600, cioè 71 al giorno. Le multe vanno da 41 a 3.287 euro in base alla gravità dell'infrazione, cioè in base a quanto le auto andavano più veloci rispetto al limite fissato. Adesso basta, la statale 410 Naro Canicattì deve essere una volta e per tutte fatta come si deve. Il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, batte i pugni sul tavolo e denuncia le pessime condizioni della principale arteria di collegamento del suo paese e chiama in causa l'ANAS. La statale 410, a causa dell'intensa pioggia dei giorni scorsi, dice l'onorevole Brandara, è diventata un fiume in piena, rendendo così impossibile la circolazione. Abbiamo fatto in modo che si rendesse percorribile il tratto più a rischio, intervenendo con le forze dell'ordine e l'ANAS. Personalmente ho monitorato l'evolversi della situazione. Fino ad ora continuo a raccogliere le numerose segnalazioni inerenti alle problematiche legate alla percorribilità della statale 410 DIR nel tratto Naro Canicattì. Brandara annuncia:
Convocherò un tavolo tecnico dove chiederò ad ANAS di rendere strada quella che fino ad oggi è solo una trazzera. Questa arteria è vitale per raggiungere l'ospedale più vicino, il Barone Lombardo di Canicattì, ma lo è anche per tutti coloro che lavorano o studiano a Canicattì, così come per coloro che devono raggiungere l'autostrada per Palermo o Catania. Lo scorso anno era stata lanciata una petizione per rendere più sicura la statale 410 Naro Canicattì, teatro di numerosi incidenti stradali anche mortali. Era stato l'avvocato Giovanni Rinaldi, noto a livello nazionale per le sue battaglie legali, a proporsi di patrocinare gratuitamente questa causa e portarla all'attenzione delle istituzioni Regione, Provincia, Comune, Genio Civile e ANAS. Rinaldi ha inoltrato una lettera di diffida agli enti intimando loro di intervenire entro brevissimo lasso di tempo per il ripristino delle normali condizioni del manto stradale. L'iniziativa era stata raccolta anche dall'ex sindaco di Camastra Angelo Cascià, che assieme ai colleghi di Naro e dell'ex sindaco di Palma avevano intrapreso delle azioni per sollecitare i responsabili dell'ANAS per la definitiva soluzione del gravissimo stato di dissesto del corpo stradale della statale 410. Nell'ottobre 2016 era stata inviata una nota congiunta indirizzata all'allora dirigente del Dipartimento regionale dell'ANAS, nella quale veniva rappresentato dettagliatamente lo stato di precarietà gravissimo della statale 410, della quale non ha avuto nessun esito. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Presentato al Circolo Empedocleo di Agrigento il calendario del Comitato regionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, dedicato interamente al raduno interregionale che si è svolto nella città dei Tempri fra il 4 e il 6 ottobre scorsi. Vediamo. Oggi al Circolo Empedocleo di Agrigento abbiamo presentato il calendario regionale e è stato sorprendente da parte mia perché nonostante da anni che lo facciamo, questa volta, visto che abbiamo dato in questo calendario visione e visibilità a quello che è stato il nostro raduno del 4, 5 e 6 ottobre scorso, è stato veramente qualcosa di unico. In questo calendario diamo, come dicevo prima, anche gli onori ai ragazzi dell'Accademia, i quali hanno dipinto in estemporanea il 4 mattina dei quadri che poi hanno donato alla sezione di Agrigento. Sarà una giornata di festa e anche di riflessione sul ruolo dell'informazione e della stampa locale domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 18 al Circolo Empedocleo in via Atenea, un appuntamento organizzato dal quotidiano online Agrigento Oggi in occasione dei suoi 10 anni di attività, attesi inoltre numerosi ospiti da diversi ambiti sociali e colleghi. A conclusione un brindisi con spumante e panettone artigianale. Adesso siamo allo sport, calcio eccellenza, l'Acragas prepara la nuova sfida. Carmelo Lentini. Dopo la sofferta vittoria sul Dattilo di domenica scorsa, che ha portato la compagine dei Templi ad appena 2 punti dalla capolista, questo pomeriggio è ripresa la preparazione in vista della prossima trasferta del Ribolla contro l'ostico e rafforzato Don Bosco Misilmeri. I ragazzi di Totovullo intendono concludere il girone di andata più in alto possibile, prima della sosta di fine anno che li vedrà in campo poi il 5 gennaio del prossimo anno sul campo del Mazzara. Una lunga sosta che metterà nelle condizioni la rosa di riprendere fiato e prepararsi adeguatamente al prossimo girone di ritorno. La squadra ha bisogno di rifiatare, ma anche di recuperare la condizione fisica di alcuni calciatori provenienti da alcuni infortuni. Nel campionato di prima categoria, prodezza esterna dell'Atletico Favara, che espugna il Valentino Mazzola grazie alle reti di Terranova e Marchica. Adesso la classifica si fa sempre più interessante con la conquista del secondo posto a 2 punti dal capolista Atletico Gorgonia sconfitto a Raffadali. Pari senza reti per la Libertas Racalmuto in casa col Villarosa, vittoria di misura del Gemini in casa invece con il Branciforti. Infine Nicosia e Ravanusa dividono la posta. In classifica generale il Raffadale accorcia e si piazza al terzo posto, seguito ad 1 punto dal Gemini. E più attardate in classifica generale il Ravanusa e la Libertas Racalmuto. Si fa sempre più serrata invece la lotta al vertice nel campionato di seconda categoria Girone E. Il capolista Don Bosco Mussomeli cede di misura a Riesi, ne approfitta la sommatinese che, espugnando il campo del Marianopoli, la raggiunge in vetta.
Per quanto riguarda le agrigentine, scivola in casa l'Eraclea Minoa con i cugini dell'Atletico Montallegro. Ritorna alla vittoria l'Atletico Licata che supera in casa l'Atletico Caterinese. Bella impresa dell'Alessandra della Rocca che va a vincere sul campo della Nuova Petiliana. Infine si ferma il Muxar, la gara con il Vallelunga è stata rinviata. Le promesse si mantengono e questo pomeriggio siamo qua a far vedere come si può costruire un bel gesto di Natale utilizzando i fiori, ma soprattutto il tesoro della nostra terra, gli agrumi, perché spesso siamo abituati a passare proprio accanto a delle bellezze incredibili e neanche notarle. Accanto a me ho un grande esperto di agrumi, per me lo Scilicoti, che ha portato una piccola rappresentanza della sua grande collezione, e dall'altro lato ho Giuseppe, un maestro fiorista di Falcone che ci aiuterà a far vedere, anzi la farà proprio. E ora vi presento il primo frutto che è un lipo, limone pompelmo. Il limone per pompelmo, io lo do a Giuseppe. Questo cos'è? Questo è un ceso del deserto. Ceso del deserto. E questo tutto verde? Questo è un arancio verde che anche quando è maturissimo, la buccia rimane sempre verde. Questo cos'è? Questo è un incrocio tra il lemon Meyer e un doppio sanguinello. Come si chiama? E si chiama Arcobar. Poi cosa abbiamo qua? Abbiamo una novità assoluta, nessuno indovinerebbe che cos'è questa varietà, Michele. A tutti sembra un arancio, no? Mentre che all'interno è un limone. Allora questo è un ceso arancio, ancora non maturo, però sulla pianta resiste 2 anni. Poi vedo qua una cosa molto particolare. È un limone rosso, si sta colorando adesso perché le temperature si sono abbassate proprio adesso, ma tra 10-20 giorni è tutto rosso. Giuseppe mi chiede qualcosa di più grande e io prenderei questo. Questo è il ceso riccio dell'Etna. Ceso riccio dell'Etna. E questo con questa forma così particolare? Questo è un ceso Etrog. Questo è un pompelmo californiano. Mentre che questo è un ceso d'Amalfi, della costiera amalfitana. Questo è un arancia amaro corrugato. Giuseppe mi chiede l'ultimo frutto per comporre questa composizione. Sì, Michele, siccome abbiamo presentato altri kumquat, mentre questo è il vero progenitore, è un kumquat indissimo. Che tra altre cose è uno degli agrumi più piccoli che esistono in natura, no? Non c'è dubbio. Ci lasciamo con una particolarità che non abbiamo messo nel cesto ma che è altrettanto importante e che se ne sente tanto parlare, il famosissimo Ginger Lime. E guardate cosa vi faccio vedere, che è usato in tutti i ristoranti 5 stelle e si possono fare delle ricette meravigliose. E abbiamo parlato della cucina, abbiamo fatto questa meravigliosa composizione, non ci rimane che augurare a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo un buon Natale! Buon Natale! Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.